Salve a tutti, buona giornata. Sono Guido Barbato, sono un giornalista di Padova che tra le varie cose si occupa anche di mountain bike. Quest'oggi ho il grande piacere di presentare insieme a persone molto competenti e qualificate questa novità del panorama della mountain bike nazionale, che è la Gallio Marathon 7 comuni mountain bike, che vedete anche presentata qui nella bellissima slide che è stata realizzata. La gara in questione, che sarà quindi sulla lunga distanza, si terrà domenica 28 giugno, quindi non manca molto, mancano più o meno 18 giorni, e sarà su due distanze, visto che parlavamo di lunga distanza. Il percorso marathon di 61 km con un dislivello di circa 2000 metri, il percorso gran fondo di 40 km e un dislivello di circa 1300 metri. Questo per la parte, diciamo, più la parte competitiva. Poi la gara sarà aperta anche ai cicloamatori e agli e-biker su una distanza più breve di 33 km e un dislivello di circa 1000 metri. Prima di andare nello specifico di quello che sarà questa competizione che avrà partenza e arrivo da Gallio, sull'altopiano dei 7 comuni, vorrei invitare Giorgia Bedin, consigliera regionale, che ha avuto modo di avviare questa presentazione qui nella sede istituzionale del Consiglio regionale del Veneto, a portare un saluto, il saluto della regione, in questo caso, e dei consiglieri della nostra regione Veneto. Buongiorno Giorgia. Buongiorno a tutti. Do un benvenuto naturalmente al sindaco di Gallio, al consigliere delegato allo sport, a cui faccio un grande in bocca al lupo per questa manifestazione che vede la sua prima edizione, e saluto anche Gianluca Barbieri, che ovviamente è l'organizzatore di questo evento. Lo conosco bene la sua professionalità, il team, la sua squadra e il lavoro e il risultato che danno sempre queste manifestazioni per il territorio. A Monselice abbiamo per molti anni, 7 anni, insomma, avuto questa manifestazione che è la Monselice in Rosa Mountain Bike, e un po' oggi viene trasferita anche su colli che sono un po' più grandi e che sono l'altopiano dei 7 comuni, e questo mi fa molto piacere perché sono legata profondamente anche a quel territorio. Ci ho sempre fatto le mie vacanze in agosto tutta la vita, da quando sono nata, quindi lo conosco molto bene, e oggi ho il piacere di condividere con loro questa esperienza che sono sicura porterà non solo benessere, perché ovviamente insomma lo sport fa bene alla salute, ma porterà anche un importante momento di aggregazione e di conoscenza del territorio, perché il turismo sportivo è un turismo che va profondamente promosso, e le amministrazioni che credono in questo sono veramente da ammirare, perché non è scontato arrivare a capire quanto questo tipo di eventi possono portare al territorio in tutti i sensi: un ritorno economico, un ritorno di immagine, un ritorno di visibilità, e sicuramente sarà questo, perché l'abbiamo già sperimentato molte volte e ne siamo assolutamente convinti. Una piccola parte di Monselice sarà anche a Gallio, perché ci sarà anche la Sosta della Rocca con i suoi figuranti per intrattenere insomma gli ospiti in arrivo, e sono sicura che sarà una bellissima manifestazione. Molto bello anche la proposta di fare percorsi diversi per abilità sportive diverse, visto che c'è anche le bike, forse questa volta mi sa che un giro lo faccio anch'io. Con questo vi lascio un grande in bocca al lupo e una buona conferenza a tutti. Grazie. Grazie a Giorgia Bedin, consigliera regionale, e en passant lo ha accennato, sindaca uscente di Monselice, che durante i suoi 10 anni di guida della città murata e della Rocca per 7 anni ha ospitato la Monselice in Rosa, organizzata sempre dalla SD a Teste Bike, presieduta appunto da Gianluca Barbieri, che, mentre invito ad accomodarsi al nostro, chiamiamolo ambone o comunque luogo di presentazione, ricordo che la SD a Teste Bike, che appunto è una società dilettantistica sportiva, per questa manifestazione, quella di Gallio del 28 di giugno per la Gallio Marathon 7 comuni, si avvarrà di una stretta collaborazione, proprio una sinergia anche con la SD 7C Asiago di mountain bike. Allora Gianluca, come è nata questa idea di trasferire una solida preparazione come è stata quella della Monselice in Rosa, che tra il 2020 e il 2026 si è svolta ininterrottamente a Monselice, praticamente solo a un'altitudine più bassa, ma con un'organizzazione che sarà, ve lo assicuro, similare per certi aspetti, come è nata l'idea di trasferire questa organizzazione così esperta in altopiano? Beh, allora innanzitutto grazie Guido e grazie alla Regione Veneto per averci ospitati, grazie a Giorgia Bedin insomma, che ci ha ospitato qui in Regione. Volevo proprio
che questa manifestazione venisse presentata in regione, perché l'idea appunto è quella di portare sì una manifestazione sportiva sul territorio di Gallio, ma anche sperare che questa manifestazione non rimanga fine a se stessa, ma che magari in futuro venga voglia magari al territorio di sviluppare qualcosa in più rispetto a una semplice gara sportiva. E niente, l'idea non è venuta a me, ma è venuta ai ragazzi, proprio ad alcuni ragazzi dell'Asiago 7C, che mi hanno contattato appunto in alcune tappe del circuito che gestisco, il circuito nazionale Rampitec, e mi hanno chiesto di portare questa manifestazione a Gallio. Io inizialmente ero titubante, poi abbiamo avuto modo di parlare con il sindaco Sambugaro e l'assessore allo sport, il consigliere insomma delegato allo sport, e lì ci siamo un po' messi d'accordo, e un po' la passione, un po' la voglia anche di metterci in gioco, insomma l'ha fatta da padrona, e quindi abbiamo deciso di portare la nostra esperienza a Gallio, insomma, quindi non portare una semplice gara, ma portare tutta la struttura, cioè proprio l'ossatura della Monselice in rosa, che prima era a Testina Superbike, quindi 20 anni di esperienza di gran fondo, portarla appunto a Gallio. Ecco, che cosa caratterizzerà la Gallio Marathon, Gianluca? Non esattamente facciamo confronti con la Monselice in rosa, perché il contesto, abbiamo detto, è ben diverso. Allora, io dico che Gallio ha un potenziale che è stratosferico per quanto riguarda la mountain bike, ma non lo dico così tanto per dire, lo dico perché ne sono convinto. Io ho chiesto ai ragazzi dell'Asiago 7C di sviluppare un percorso che sia altamente panoramico, ma una cosa bella di questa gara è che presenta due sezioni di percorso completamente diverse, cioè due panorami diversi. Il fatto che una parte sia legata anche alla prima guerra mondiale, ma anche come diciamo panorama si intraveda insomma un po' un ambiente lunare, e l'altra invece proprio è aperta a 360 gradi, come si vede appunto in questa fotografia, che ti dà la possibilità di vedere tutte le Alpi, praticamente tutta la parte est delle Alpi a 360 gradi, è una cosa fantastica. Cioè tu arrivi sul panettone, lo chiamo io, delle melette, e rimani veramente a bocca aperta, anche se sei in gara ti verrebbe voglia di fermarti e di vedere appunto questo panorama. Il fatto che ci siano due tipologie di percorso diverso dà un aspetto anche particolare alla corsa, che poi magari lo andiamo a sviluppare. Tu hai fatto riferimento al calendario, al circuito in cui è inserita questa gara e a quello che hai attivato tu, il Rampitec, che è un circuito pressoché nazionale. Allora, ci si aspetta anche molta adesione da fuori Regione Veneto, proprio perché la gara ha una sua bellezza per come si presenta, la stiamo vedendo, è organizzata da persone professionali, insomma, dall'Abruzzo al Veneto e anche un po' più su forse. Al Lago Maggiore. Al Lago Maggiore, per esempio, ecco, c'è una continuità, si vuole creare una continuità e un interesse per queste zone, in particolare per l'altopiano dei 7 comuni, in questo caso specifico, dicevamo con la partenza e l'arrivo da Gallio. Ecco, c'è anche un po' questa missione, che non è solo una missione, non fraintendetemi, di ritorno economico, è una missione anche per allargare la partecipazione, far conoscere l'Italia in bicicletta. Per esempio qua so che i ragazzi del 7C hanno consigliato un determinato tipo di coperture per questa Gallio Marathon, ecco, giusto per allargare un po' anche le esperienze di atleti e amatori che potrebbero venire dal centro Italia o anche dal sud Italia, o no? O mi sbaglio? Non ti sbagli assolutamente, c'è Alessandro Plaitano che parte dal Cilento per venire a Gallio, quindi voglio dire col camper, ma come Alessandro ce ne sono molti dall'Abruzzo, ce ne saranno dalle Marche, tantissimi toscani. A Gallio sentiremo parlare toscano praticamente dappertutto. Che sbagliano la pronuncia del comune? Sì, infatti lo chiamavano Gallio. Poi emiliani, ma poi lombardi, piemontesi, friulani, cioè diciamo che c'è mezza Italia, 3/4 d'Italia che verrà a Gallio. Diciamo che il grosso parte dalla Toscana in su,
però alcuni atleti arriveranno anche dal centro-sud, anche perché so già di per certo che sarà anche una gara non imperniata sui circuiti, perché questi ragazzi comunque fanno classifica eccetera, ma c'è la voglia proprio di conoscere sentieri nuovi, percorsi nuovi, siccome il giro in Val Galmarara, come poi spiegherà Giampaolo, e a Bivio Conrad è una prima assoluta, perché neanche la Gran Fondo di Cimbri e neanche quelle successive hanno portato gli atleti in questo posto, e quindi per noi è una novità assoluta proporre questo percorso un po' a tutta l'Italia, insomma, della mountain bike. E poi, come dicevi, sì, ci sono appunto questi circuiti che sono il Prealpi Bike Challenge, che include 4 gare, 3 venete e una friulana, il Deltos Cup che include Toscana, Emilia Romagna e Veneto, e Rampite che ha 7 regioni italiane incluse, con tanto di classifica finale. Io mi fermerei qua per adesso con Gianluca Barbieri, al quale chiederemo qualche altra cosa tecnica, perché abbiamo parlato appunto di questa novità che è la Gallio Marathon, perché lo è, e forse era la gara che mancava in altopiano. Allora vorrei invitare la prima cittadina di Gallio, Marinella Sambugaro, per capire da lei come sta rispondendo il paese, o meglio la comunità, perché stiamo parlando appunto di un paese i cui abitanti possiamo definirli una comunità, perché ovviamente non siamo in una metropoli. Allora, Sindaca Sambugaro, come sta andando questa probabile invasione? Cosa si aspetta di una invasione, ovviamente pacifica, di biciclette, soprattutto mountain bike da fuoristrada il 28 giugno? I suoi concittadini, che sentore ha lei di questo arrivo? Beh, noi siamo molto fieri di aver accolto questa proposta da parte di Gianluca. Ringrazio innanzitutto, mi permetta un attimo prima di rispondere alla domanda, di ringraziare la consigliera regionale Giorgia Bedin per questa opportunità che ci ha dato, ma anche all'organizzazione, perché Gianluca ci ha fatto vedere un mondo che noi conoscevamo solo in parte e ha valorizzato tutto il nostro territorio. E i nostri concittadini, ma anche tutto l'ambiente dell'altopiano, perché parliamo di Gallio ma parliamo anche dell'altopiano, ha accolto a braccia aperte questa iniziativa. E penso risponda bene, penso che tutti quanti si troveranno bene, perché c'è un'accoglienza. Siamo un po' chiusi come altopiano, ma siamo aperti nell'accogliere tutte le persone. E quindi sarà un'esperienza. Abbiamo una natura incontaminata che la vedranno non solo i bikers che percorreranno le nostre strade, ma anche le famiglie, perché questa manifestazione è soprattutto anche familiare, accoglie i bikers ma porta anche famiglie che hanno l'opportunità di vedere un territorio grande, incontaminato, un territorio anche aperto, ricco di storia e ricco di tradizioni, e quindi noi siamo orgogliosi di far vedere il nostro Gallio in tutte le sue forme a 360 gradi. Siete contenti di far vedere la versione estiva di Gallio, dello sport a Gallio, perché insomma quella invernale è piuttosto nota. Quella estiva forse era un po', mancava qualcosa, giusto consigliere Sambugaro? Prego, si avvicini, perché a lei voglio far capire innanzitutto, facciamo suonare la campana dell'aspetto sportivo. C'è stato questo coinvolgimento con la SD, coinvolgimento, o meglio, del coinvolgimento della SD 7C di Asiago verso la Teste Bike. Ne sta uscendo un evento interessante, perché si aspettano anche dei nomi importanti della mountain bike nazionale, ci saranno sicuramente, ma anche aperto ai tantissimi amatori che rischiano di essere centinaia quella domenica 28 giugno a guardare l'adesione a gare simili, tipo la Monselice in rosa, che si è svolta insomma pochi giorni fa, il 31 di maggio. Ecco, vista dal consigliere delegato allo sport, comunale allo sport, appunto Massimo Sambugaro, come stiamo vedendo questo rapporto di scambio anche tra 7C e a Teste Bike? Diciamo che la collaborazione è nata subito tra Gianluca Barbieri, il comune di Gallio e i ragazzi della mountain bike, e la volontà da parte di tutti era quella appunto di creare una nuova gara sul nostro territorio, a Gallio in maniera particolare, visto che Gallio è un po' il crocevia che dà l'accesso a tutte le montagne che ci sono a nord dell'altopiano, le montagne che hanno visto anche i combattimenti della Grande Guerra.
L'altopiano poi si presta in maniera assoluta alle gare di mountain bike proprio perché la storia, la prima guerra mondiale ci ha lasciato in eredità centinaia di chilometri di strade, di strade bianche, e sono strade anche poco trafficate, per cui la volontà nostra è di vedere come sarà questa gara. Siamo molto curiosi di vedere l'esito di questa gara, ma siamo curiosi poi di vedere se questi cicloamatori, questi bikers delle biciclette sapranno trovare, come li troviamo noi meravigliosi, i nostri paesi, nei nostri posti, e avranno voglia anche di tornare a trovarci in seguito, insomma, oltre a questa gara stessa. Torneranno a trovarvi, anche se soprattutto ci sarà un buon coinvolgimento anche delle categorie economiche, e suppongo quindi principalmente turistiche, stiamo parlando di quelle, e degli alberghi, tutte le categorie che appunto accolgono le persone. Anche lì che sentore ha? Beh, per quanto riguarda le categorie, comunque le associazioni paesane, abbiamo coinvolto con Gianluca tutte le associazioni, dagli alpini alla protezione civile, allo sci club, al pattinaggio di velocità, cioè tutte le categorie sociali in paese sono state coinvolte a livello di collaborazione. E poi per quello che riguarda l'occupazione alberghiera, a Gaglio in questo momento non abbiamo dei grandi numeri di alberghi, però con Gianluca abbiamo già provveduto a riempire un po' tutti gli alberghi di Gaglio. Ci siamo dovuti rivolgere anche al territorio vicino di Asiago e cercare la collaborazione anche di altri alberghi, proprio perché i numeri ci stanno dando soddisfazione e le iscrizioni già 2 mesi fa erano importanti, insomma erano numeri importanti. Bene, grazie. A questo punto, insomma, mi sembrava doveroso analizzare anche questo aspetto, insomma, no? E vorrei con Giampaolo Ruzzarin, che fa parte anche lui della Teste Bike, affrontare il percorso, la spiegazione un po' tecnica del percorso, ma senza diventare così esattamente gli specialisti, ma a parte che stiamo vedendo delle immagini davvero suggestive. Vi faccio un esempio: tutti gli iscritti arriveranno, per esempio, raggiungeranno quota 1930 metri, mi correggeranno i signori Galliesi se ho sbagliato, di Bivio Conrad. Tutti, ma proprio tutti, anche quelli che magari vengono un po' col fiatone o sono indietro con la preparazione, anche se veramente a fine giugno la preparazione dovrebbe essere a un buon livello, giusto Giampaolo? Ma a parte questo, anche i cicloamatori e chi parteciperà con la bicicletta, con la mountain bike elettrica, con la e-bike, avranno tutti l'opportunità di raggiungere il punto più alto del percorso, collocato, insomma non stiamo scherzando, quasi a 2000 metri. Allora Giampaolo, questo percorso, se non ho capito male, anche se conosciamo i precedenti a Gallio, insomma c'era Walter Costa, c'erano altre persone di buona volontà che in passato hanno fatto cose egregie, è stato costruito da zero. Sì, così? sì, esatto. Questo percorso è stato costruito da zero, anzi, parlando con i ragazzi dell'Asiago 7C, abbiamo fatto delle precise richieste con Gianluca nel momento di costruirlo. Abbiamo chiesto di passare in luoghi inediti per le gare di mountain bike e soprattutto di trovare un percorso non troppo difficile, ma che possa dare soddisfazione sia a chi lo fa con il passaggio cicloturistico, sia per chi lo fa come cicloamatore e sia che per chi lo fa come agonista vero e proprio. Abbiamo trovato, secondo me, un giusto mix di alternanza salita-discesa che a parer mio darà soddisfazione a chiunque parteciperà a questa manifestazione. Vorrei anche, Giampaolo, che tu accennassi anche a quello che è un po' l'impianto dei servizi collegati a un percorso che poi alla fine comunque è piuttosto lungo, quello marathon supera i 61 chilometri, anche perché nasconderlo, dall'esperienza della Monselli Chain Rosa, gara, ricordo, internazionale, quindi riconosciuta dall'ente internazionale del ciclismo UCI, è emerso che durante gli interventi di emergenza che avete dovuto mettere in atto domenica 31 maggio sul percorso della settima edizione della Monselli Chain Rosa è stata riconosciuta la prontezza, la professionalità e l'efficacia per aver assistito, insomma, può succedere, la mountain bike è uno sport in cui si può cadere, insomma, come cadono quelli che fanno ciclismo su strada, insomma, più o meno siamo lì, ma in questo caso si ha a che fare ovviamente con zone impervi e quindi anche l'assistenza diventa più difficile. Eppure cosa è successo domenica 31, Giampaolo? Domenica 31 è successo che purtroppo si sono verificati un paio di incidenti, dei quali uno abbastanza serio.
Però fortunatamente, visto che da molti anni con Gianluca organizziamo manifestazioni, avevamo già previsto possibilità di questi eventi e nelle varie simulazioni che vengono fatte le simulazioni di tempi di intervento, vengono fatte delle simulazioni di cosa si fa con il personale addetto sul percorso e di come muoversi. Questo ci ha permesso di, nel momento del bisogno, di essere pronti ad intervenire in quel sfortunato evento per quel ciclista. È andato tutto bene. Come sarà organizzato? Allora, adesso se già è, non penso sia definito al 100%, ma penso sia impostato molto l'impianto sanitario, l'impianto di sicurezza della Gallio Marathon 2026? Allora, sì, ti posso dire che è già tutto definito, perché a questi livelli non si può aspettare all'ultimo momento, mancano i piccoli dettagli adesso. Però diciamo che, come ha detto Gianluca prima, dalla testina Superbike alla Monselice in rosa noi adottiamo un sistema nostro, lo posso definire nostro, di organizzazione di di soccorso e di assistenza a chi viene a correre alle nostre manifestazioni. Sarà organizzato con tutto un impianto che riguarda la Croce Rossa, un impianto che riguarda il soccorso alpino, presente con 2 equipaggi. La Croce Rossa sarà presente con 6 equipaggi di ambulanze e 4 equipaggi di persone a piedi, e supportato dal gruppo Radio Piovese, che ci darà tramite un collegamento satellitare e 3 ponti radio collegati tra loro da 3 Starlink, che ci permetterà in qualsiasi momento di coordinarci con qualsiasi punto del percorso in maniera da assistere nel miglior modo possibile tutti i biker che verranno a Gaglio. Benissimo, ottima spiegazione. Volevo solo da te invece, per chi esattamente non è dell'altopiano, ma ci sono alcune località previste dal percorso che conoscono anche quelli che stanno in pianura come me, per dire, che fanno parte del percorso, Campomulo, Marga Marcesina. Vuoi dirci qualcosa a riguardo, se possibile, per favore? E le famose medette, ovviamente. Allora, io posso dire, non voglio essere ipocrita, io non conoscevo il territorio di Gaglio. L'ho visto a novembre quando ho fatto il primo sopralluogo con i ragazzi del 7C. Sono rimasto entusiasta. È secondo me un territorio che per quanto riguarda la mountain bike ha una potenzialità enorme, come ha detto Gianluca. Puoi spaziare da qualsiasi panorama, perché ti puoi trovare come la salita di Malga Zingarella, dove ti trovi allo scoperto del bosco, ti trovi in un paesaggio stranissimo perché hai rocce da tutte le parti, è bellissimo da vedere, per chi come me non l'aveva mai visto. Arrivi a Bivio Corrad, che, come ha detto Gianluca, capisci che là si sono svolti degli eventi particolari della Grande Guerra. E poi cominci a scendere in mezzo al bosco, su sentieri, su single track, che logicamente ti ossigenano la mente e i polmoni, per poi passare alla seconda parte, dalla parte di Marcesina, e salire alle Melette, che cambia totalmente il panorama. Cioè, se da una parte ti guardi attorno e vedi un panorama particolare, diciamo chiuso, tra virgolette, dall'altra parte ti trovi un panorama che spazia all'orizzonte da tutte le parti, cioè resti a bocca aperta, perché quando arrivi sopra le Melette è una cosa fantastica, cioè è impossibile anche per chi corre non fermarsi e dare un'occhiata in giro, è veramente una cosa favolosa. I signori di Gallio confermano, vero, questa visione? Noi di pianura abbiamo colto bene l'offerta panoramica di Gallio. Bene, mi fa piacere che la cosa sia condivisa. E invece un'ultima cosa, no, la devo chiedere a Gianluca, gli chiedo un attimo di tornare qua da noi. Ringrazio Giampaolo Ruzzarin, che avrà la responsabilità, tra l'altro, insomma, di questi aspetti di servizio a servizio degli atleti in gara, di tutti gli atleti in gara e di tutte le persone che saranno sul percorso per indicare
svolte, passaggi magari un po' impervi in cui bisogna prestare maggiore attenzione, no? Quindi saranno dislocati nei punti magari critici o comunque importanti di una gara di mountain bike, che sappiamo tutti è uno sport che comporta appunto dei dislivelli in salita e in discesa. Gianluca, compare ogni tanto una scritta, eccola qua, che ricorda un qualcosa di origine rugbistica, ovvero il terzo tempo. Mentre, per esempio, perché vorrei che tu ci dica anche i servizi collegati per le persone che pagano una quota di iscrizione e giustamente desiderano avere sicurezza, ne abbiamo sentito da Ruzzarin, e anche insomma i servizi. Ecco, che cosa state approntando per le persone, uomini e donne, che parteciperanno alla Gallio Marathon? Allora, proprio la volontà nostra come impianto appunto di gara, d'accordo con l'amministrazione comunale, quindi col sindaco e Massimo Sambugaro, vogliamo accogliere i biker a braccia aperte, quindi era riduttivo chiamare pasta party quello che invece sarà un vero e proprio terzo tempo, perché offriremo a tutti i biker a fine gara e anche agli accompagnatori, l'avete visto appunto in alcune slide, non solo la pasta ma anche i prodotti tipici dell'altopiano, come può essere l'asiago, il formaggio asiago, la soppressa e anche il dolce, eccetera. Quindi noi metteremo a disposizione appunto un pasto completo per tutti gli accompagnatori e tutti gli atleti. E poi anche le premiazioni prevedono premi per i primi 5 di ogni categoria, sia nel percorso corto che nel percorso lungo, suddividendo anche le categorie per i meno giovani, arrivando agli M9, i Master 9, chi è del settore lo sa, e anche le Master Woman 4, quindi insomma che noi chiamiamo Wonder Woman, quindi hanno un'età ma non la dimostrano. Comunque sono gareggiano in mountain bike. Sono le più toste, quelle che non mollano mai, sono bravissime, quindi era giusto insomma dare soddisfazione a tutti. Poi anche nella logistica cercheremo di fare un po' di spettacolo, come diceva prima Giorgia, arriveranno i tamburini e la giostra della Rocca a Gaglio, insieme anche a qualche personaggio di Star Wars, perché non potevamo... anche perché ci sono diversi spettatori piccoletti giovani, alle esatto, quindi bike, e poi giovani ci sono io, quindi quando ci sono io non può mancare Star Wars o gli Avenger e poi appunto cercheremo di fare tutta la logistica, le premiazioni nella nuova piazza Giardini, che è stata fatta appunto in fianco al comune, cercando di creare una festa insomma in centro paese anche per i turisti e chi è lì insomma. Ti senti di ringraziare qualcuno a nome della Teste Bike, che appunto è quella società che principalmente organizza questa gara? Beh, ringrazio prima di tutto l'amministrazione comunale, perché è la prima che ha accettato il progetto, e poi tutti i volontari che si stanno veramente adoperando perché questo evento riesca bene. Anche i ragazzi di Gaglio si stanno dando da fare, le associazioni si stanno muovendo. Ringrazio anche, devo dirlo, gli albergatori e anche gli amici insomma dei commercianti, perché ci siamo parlati, abbiamo fatto delle riunioni, hanno capito che non si deve investire nell'immediato ma si deve investire per il futuro, quindi trattare bene i clienti il giorno della gara significa poi farli tornare nel territorio. Volevo sapere se per caso c'era qualche domanda dai presenti. Le iscrizioni, scusami Gianluca, fino a quando sono aperte? Allora le iscrizioni sono aperte online fino al venerdì pomeriggio, venerdì 27, poi sabato 28 c'è la possibilità di iscriversi sul posto, insomma con un piccolo rincaro. Insomma. Perché c'è scritto anche domenica su un volantino che è passato poco fa, ho visto male io forse? Domenica le iscrizioni ufficialmente sono... No, è aperta la consegna di pacchi gara, insomma le iscrizioni... Ok, sì, si intende quello. Intendo quello. Okay. Puoi già anticipare il nome di qualche team che ha dato l'adesione? Sì, perché certo. Sai, allora, sono innanzitutto... anche marchi noti, quindi possiamo dirli, insomma. Allora, innanzitutto abbiamo la fortuna, e l'avevo già preventivata, che Claudia Peretti
vincesse il campionato italiano, e quindi mi aveva già dato conferma, quindi avremo la campionessa italiana marathon direttamente lì. Campionessa italiana, che per noi, insomma, il campionato italiano per noi è una cosa molto... Ce l'hai qui. Ce l'ho qui. Da qui ti si è un po' spostata esatto, qui adesso, esatto. però, il campionato italiano. E poi abbiamo appunto il team Olimpia, abbiamo il team KTM, quindi anche con Russo Sintsov, che è venuto anche a Monselice. Ci è arrivato secondo. Avremo anche la greca Atina, me lo ricorderò sì, mai. Atina, Atina, perché quindi il abbiamo nome di anche battesimo si ricorda, il l'atleta cognome no. greca, poi abbiamo il Bottecchia Factory Team, probabilmente ci sarà Chiara Burato, la Maria Cristina Nisi, quindi insomma abbiamo una bella gara sia nel maschile che nel femminile, insomma saranno guerre stellari, questo sì. Saranno guerre stellari sull'altopiano. Però aspettiamo ovviamente anche i tanti appassionati per fare conoscere di più questo territorio anche a chi non lo E conosceva. comunque come sto Giampaolo, aspettando come anche me. altre Io lo conosco adesioni, insomma, perché poi sappiamo che i team elite aspettano l'ultima settimana ad iscriversi. Comunque questi arrivano con le squadre proprio al completo. poco. Abbiamo detto tutto? Sì, Mi sì, pare direi di sì. perché insomma in questa sede istituzionale non vorremmo Gallio. trascinare niente. Di Gallio sì, vabbè, dopo sai c'è questo sospeso di questo campionato italiano, ma che finché non cade resta nell'aria, e quindi potrebbe diventare, no, per la teste bike comunque potrebbe diventare una certezza comunque. 2028. No, il campionato italiano è stato assegnato appunto, è alla stato teste assegnato. bike, è stato assegnato a Monselice. Bene. Adesso affronteremo, insomma, un attimino, attendiamo con le votazioni che ci sono state la nuova giunta, andremo a discutere con la nuova giunta. Noi ovviamente siamo persone di sport, quindi noi guardiamo allo sport. Faremo presente che a Monselice è stato assegnato il campionato italiano marathon, quindi significa portare il tricolore a Monselice. Non era mai successo nella storia che nelle nostre zone venisse riconosciuta l'organizzazione a un italiano. Auspico che insomma, la nuova giunta prenda atto di questa assegnazione e poi si va avanti a lavorare, insomma. Benissimo, certo, in bocca al lupo. Da Gallio c'è qualcos'altro da dire, da far sapere ai nostri corregionali, che li aspettate a braccia aperte. Se chiudiamo un pochino prima, se la signora sindaca volesse fare una chiosa un po' a tutto quello che abbiamo detto, volentieri, visto che abbiamo ancora qualche minuto, ne approfittiamo volentieri. Rinnovo l'invito. Scusate, rinnovo l'invito naturalmente per chi non si è ancora iscritto, perché ha la possibilità di vedere, come abbiamo detto e ridetto, del paesaggio e anche una natura incontaminata e una natura che le aspetta. Quindi anche una storia, perché il nostro altopiano è anche storia soprattutto. Quindi chi non avesse ancora fatto l'iscrizione può iscriversi, come abbiamo detto, fino a sabato. Sì. Quindi vi aspettiamo tutti, ringrazio gli organizzatori perché fanno un lavoro immane e li ringrazio anche perché guardano proprio punto per punto tutto quanto, soprattutto per la sicurezza, che danno sicurezza a tutti, e quindi chi si sente sicuro può fare questi percorsi tranquillità e serenamente. Quindi li ringrazio per la loro puntigliosità nel lavorare e la loro propria esperienza che hanno e le hanno messa nel campo. Ringrazio ancora la consigliera per questa opportunità e ringrazio soprattutto lei che ha gestito questa conferenza. Grazie a tutti e vi aspettiamo a braccia aperte. Bene, grazie alla sindaca Marinella Samvugaro, sindaca di Gallio. Io direi che possiamo anche chiudere qui, anche se siamo un pochino in anticipo rispetto al tempo che ci è stato assegnato, perché mi pare che abbiamo detto tutto. Io mi permetto solo di aggiungere che la meraviglia, anche in parte, nella quale si sta accogliendo questo evento sportivo è data da molti fattori, sia dalla competenza, sia dai luoghi che avrete potuto vedere durante anche questa presentazione. Sono davvero in certi punti unici e rari, e anche perché una gara di questo calibro, a mio modesto parere, mancava da un po' di anni a Gallio, e quindi sarà un'occasione per rivivere un evento legato alla mountain bike in grande stile, davvero unica. Ripeto, domenica 28 giugno, partenza e arrivo a Gallio, si parte alle 9. È tutto per oggi, arrivederci, grazie per l'attenzione.